so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Non trovo forza in me, ma tu mi sosterrai, la mia salvezza in te, per me trionferai. Ti temerò, ti temerò. Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Nessun'arma contro me potrà resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele. Nessun'arma contro me potrà resistere a te. Ricorderò le promesse tue, sei fedele, sei fedele, sei fedele. Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Io so chi mi difende e avanza insieme a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Colui che è l'Eterno, migliore amico egli è. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. L'armata del mio Dio è sempre accanto a me. Alleluia, grazie Signore. Sì, Signore. Tu sei l'Eterno, Signore. Siete pronti? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Silvia, tanti auguri a te. Quanti si sentono nella famiglia del Signore? Se la Chiesa non è una famiglia, ha sbagliato a essere Chiesa. La Chiesa è una famiglia. Il tuo problema è il mio problema. Il momento difficile che tu stai attraversando lo attraversiamo tutti insieme. Il Signore ci ha chiamati a questo, come ci ha chiamato anche a gioire con chi sta gioendo, no? Quindi vogliamo ringraziare il Signore. Vedete, abbiamo cantato prima che il Signore è con noi, l'esercito di Dio è con noi, ma anche noi facciamo parte dell'esercito del Signore. Quindi ognuno di noi fa parte di un guerriero di Dio per essere a fianco a un fratello, a fianco a una sorella, per essere di benedizione. Siete d'accordo? Amen. Ecco, sappiamo che ci sono dei fratelli che hanno bisogno delle nostre preghiere, di intercessione, perché stanno vivendo un momento particolare, difficile. Vogliamo ringraziare il Signore anche per Cetti, che le cose stanno andando meglio. Per la grazia di Dio ha iniziato a mangiare piano piano, come una bambina, gli omogenizzati sta mangiando. Ma piano piano poi inizierà a mangiare anche di più. Vogliamo ringraziare il Signore.
Dio è il fedele. Amen. Questa mattina, se Dio vorrà, se continua con il pensiero che ha messo nel mio cuore, vi parlerò di qualcosa di molto importante che a volte non diamo peso, e questa mattina vorrei parlarvi proprio che ognuno di noi possa avere quel discernimento di sapere che la nostra vita è breve. Pastore, cosa mi vuoi dire? Cioè, sono venuto qua per essere allegro, però prima o dopo c'è un momento e noi pensiamo sempre che è dopo, no? E speriamo. Però questa mattina vorrei parlarvi dell'importanza di sapere una nuova creatura in Cristo Gesù, quello che pensa e quello che vive. Siete d'accordo? Amen. Gloria a Dio. Continuiamo a lodare il Signore con tutto il cuore. Gloria a Dios. Signore, voglio vederti. Apri il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 Santo,
vederti. Santo, 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 voglio vederti. Gracias por tu amor, Señor. A volte diamo tutte le cose per scontato, mi alzo, andrò, oggi dovrò fare. Vogliamo imparare a ringraziarti per ogni minuto che tu ci doni, Signore. Vogliamo ringraziarti che siamo qui questa mattina, che tu ci hai dato la possibilità di riunirci insieme e di arrivare qui questa mattina. E che ognuno di noi, Signore, possa offrire il proprio culto personale, individuale, possa lodarti, ringraziarti per ogni beneficio che viene dalla tua mano, Signore. Stiamo vedendo quello che sta succedendo, quello che accade intorno a noi, quanti terremoti stanno avvenendo, quante situazioni difficili. Signore, noi vogliamo ringraziarti perché ci stai dando ancora un tempo di comunione fraterna. Quindi questa mattina vogliamo approfittare di questo tempo e vogliamo aprire il nostro cuore davanti a te per dirti, Signore, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo perdono, abbiamo bisogno del tuo infinito amore, abbiamo bisogno, Signore, dell'unzione del tuo Santo Spirito sulle nostre vite, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sui nostri figli, Signore. Su tutto quello che tu, Signore, ci hai donato abbiamo bisogno della tua benedizione, perché quello che fa ricco è la tua benedizione, Signore, sulle nostre vite. Quindi questa mattina chiediamo che questo culto sia guidato dal tuo Santo Spirito, che i nostri cuori siano aperti per l'ascolto della tua parola e che la nostra lingua sia pronta per lodare e benedire il tuo nome, ma soprattutto, Signore, che abbiamo un cuore grato davanti a te. Grazie, Padre, per tutto questo. Benedici i nostri fratelli che hanno bisogno del tocco della tua mano di guarigione sulla loro vita, Signore. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ancora oggi, Signore, una sola parola e sei potente da guarire e da liberare, Signore. Per coloro che sono afflitti in mezzo a noi, per coloro che stanno passando momenti difficili in famiglia, Signore, porta pace, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Grazie, Spirito Santo, per quello che noi vedremo oggi, per quello che tu farai. Tutto questo alla tua gloria, Signore, nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen. Amén. Gloria a Dios. Grazie, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Grazie, Signore. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti.
e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti, per adorarti, per adorarti. Che sia la preghiera di ognuno di noi stamattina. Padre, dammi un cuore puro. Fa che io abbia quella forza di bruciare tutto quello, Signore, che non glorifica il tuo nome nella mia vita. Gloria a Dio. Amen, gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli, accomodatevi. Dio è buono, amen. I nostri bambini crescono nella Chiesa, che hanno conoscenza della parola di Dio, ma che possono
fare un'esperienza con il Signore prima possibile, perché quel seme poi cresce nella loro vita fino alla vecchiaia. Amen. È molto importante portare i bambini alla scuola domenicale, farli partecipare ai culti. Io sono nato nella Chiesa, cresciuto nella Chiesa, quindi ho fatto tutte le scuole domenicali possibili e immaginabili, e poi dopo scuola biblica e tutto quello che va dietro. Però, se vi devo dire una cosa, se voi mi fate una domanda e mi dite quanta conoscenza ho della parola di Dio, vi dico 0, ma non per realmente, perché mi continua a stupire ciò che Dio ci rivela, qualcosa di incredibile, cose che magari ci hanno inculcato in una maniera e poi lo Spirito Santo ci dice che non è così, e cose che abbiamo ricevuto, cose che abbiamo, magari avevamo una certezza su quella cosa, invece poi abbiamo visto che le cose non stanno così. Vogliamo ringraziare il Signore che l'unico insegnante, il migliore che esiste nell'universo è lo Spirito Santo. Lui rivela di quelle cose meravigliose, ma soprattutto Dio parla ai cuori individualmente ad ognuno di noi. Siete d'accordo con me? Dio parla al nostro cuore. Quello che Dio dice a me forse non è per te, forse non è adatto a te. Così come un medico cura un paziente, non può curare l'altro paziente nella stessa maniera, perché ognuno di noi è fatto in maniera differente. Così il Signore, che è il migliore dei medici, sa come curarci, sa come tirarci le orecchie quando abbiamo bisogno di essere tirate le orecchie, e magari se lo fa qualcuno noi poi ce ne andiamo via dalla Chiesa. Siete d'accordo? Pochi amen, ma è così, ve lo posso garantire. Quando il Signore ci riprende, Lui sa come riprenderci, sa come parlare alla nostra vita. Gloria a Dio! Allora, riguardo alle offerte, sapete che Giulia non l'ha detto, ma ci sono le cassette là in fondo per chi desidera. Dio ama un donatore allegro, oppure c'è anche il conto in banca, potete farlo direttamente. Non mi perderò più perché desidero comunicarvi quello che il Signore in questo periodo sta parlando al mio cuore. Custodi del tempo, ma non padroni del tempo. Dio ci ha dato da custodire il tempo, ma non siamo padroni del tempo. Iniziamo a leggere l'Ecclesiaste. Ecclesiaste capitolo 3 ci dice che c'è un tempo per ogni cosa. Leggeremo dal capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 9. So che è molto ripetitivo, ma è molto importante. Ci sono state delle cose in questa settimana che hanno parlato al mio cuore in modo particolare, un po' quello che sta succedendo, terremoti, un po' tutto quello che sta accadendo, quello che stiamo vedendo, e credo che non abbiamo ancora visto nulla, perché il Signore ci dice che non è che l'inizio del travaglio di quello che noi stiamo vivendo e stiamo attraversando. Per ogni cosa c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi. Vi ricordate che c'è stato un periodo che non potevamo abbracciarci? Ci salutavamo con... Vi ricordate quei gomiti che non potevi toccare, non potevi, no? Anche questo noi possiamo dire che l'abbiamo attraversato. Non avrei mai immaginato di vivere un tempo così, ma l'abbiamo vissuto. Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, che più delle volte è meglio tacere. Ho visto molte testi che hanno fatto. È un tempo per parlare, un tempo per amare
è un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Punto di domanda. Ok. L'Ecclesiaste traccia la prospettiva sovrana di Dio che ha stabilito una stagione per ogni cosa. Però c'è una realtà in mezzo. Qual è questa realtà? La realtà è che quello che noi iniziamo non sappiamo se lo terminiamo. Siete d'accordo con me? Cioè io inizio a fare una cosa e quindi sono convinto che quella cosa la finisco, ma poi in mezzo, tra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare. Cosa vuol dire? Vuol dire che io magari sto facendo questa cosa, mi sono impegnato per fare questa cosa, sto spendendo tutto il mio tempo, ma poi mi arriva una malattia, ma poi arriva una morte all'improvviso. E quella persona che stava costruendo quella cosa, che stava facendo quella cosa, o che aveva intenzione di comprare quella cosa, di fare quella cosa, a un certo punto non l'ha potuto fare più perché? Perché è intervenuto qualcosa che è fuori dalla nostra logica normale. C'è stato un cantante adesso che è stato molto criticato, non so se voi l'avete sentito, avete un certo J-Ax, quello che c'ha i tatuaggi tutto il collo. Lui ha scritto una canzone contro Dio, perché è morto un suo amico e lui dice a Dio: ma perché tu non ti prendi cura invece di tutte queste cose, perché fai morire le persone, perché i bambini che muoiono, ma tu... E quindi se la prende con Dio. Come l'altra volta avevo detto, molti dicono dov'è Dio, ma alcuni non dicono ma perché Dio? Giacomo, capitolo 4, 13, 14, ci dice: e ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante, poi svanisce. Ci sono persone che ancora oggi vivono con quella mentalità che loro sono eterni, che a loro nulla mai gli succede, che loro decidono. E noi stiamo vedendo che abbiamo diversi politici e anche capi di Stato che stanno facendo strage. Stanno prendendo decisioni come se loro fossero Dio. Tolgono la vita, decidono guerre. Ci sarà anche un tempo per loro. Un tempo molto difficile. Dio ci dà il presente come un foglio bianco su cui iniziare, ma la matita rimane nelle sue mani. Lui ci dà un foglio bianco e noi possiamo scrivere tutto quello che vogliamo fare, lo possiamo scrivere, ed è anche giusto avere dei progetti, dei programmi, ma ricordiamoci che la matita rimane nelle mani di Dio. E Dio decide sulla nostra vita quello che è il nostro futuro. Addirittura l'Apostolo Paolo ci dice, Filippesi capitolo 2, versetto 13, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare. Noi pensiamo il volere e l'operare. È quello che Dio decide sulla nostra vita. Ci illudiamo a volte, ci illudiamo di aver fatto, ci vantiamo di aver fatto. La realtà è che quando noi nasciamo, non so se avete mai visto, io queste cose mi piace notare. Guardate, ho fatto una foto in modo particolare. Quando nasciamo, noi nasciamo così.
Quando moriamo, moriamo così. Perché? Perché noi non ci portiamo niente lì. Tu non ti porterai nulla, né io mi porterò nulla di quello che mi sono costruito qui, quello che ho cercato di costruirmi qui, con tutte le forze, con la fatica, impegnando il tempo, impegnandomi a perdere del tempo, sacrifici, ore. Noi non portiamo nulla di là. Però lasciamo questa terra a mani vuote. A volte una parola sbagliata, una parola che non dovevamo dire in quel momento, cancellano anni di amicizia. E io ne so qualcosa. Anni di amicizia e rapporti fraterni. Non parlo soltanto di rapporti fraterni nella Chiesa, ma rapporti fraterni anche familiari, fra fratelli e sorelle, tra padre e figli, a volte una parola data in un momento sbagliato, una parola in più, ha creato una barriera, che quella barriera io l'ho potuta vedere in qualità di pastore, ma anche non solo in qualità di pastore, ma anche in qualità di figlio, di nipote, che fino alla morte non c'è stata una soluzione. Non c'è stato un ravvedimento, non c'è stata una pace. Ancora il cuore inarridito. E vi posso dire una cosa, è vero che di là non ci portiamo niente, ma questo ce lo portiamo di là. Questa mattina io voglio predicare su questo. Forse tu non ci hai pensato, forse non ci pensiamo. Io ricordo ancora la sceneggiata, scusatemi se uso questo termine sceneggiata perché ero piccolino, ero un ragazzino, e i miei zii, 3 in modo particolare, i miei zii, fratelli di mia madre, non andavano da sua mamma che stava male, che stava in ospedale, che è stata male, non è andata, non sono andati lì. Però quando è morta, che era al centro della casa, perché nel sud Italia si usa così, si tiene il morto 24 ore in casa, la bara aperta, quindi vengono a vedere i 4 lumi tutti intorno, loro arrivano, si inginocchiano, mamma, mamma, mamma. E io me lo ricordo. La mamma non l'ha visto questo. Non l'ha potuto vedere questo. Non c'è più, non puoi più recuperare. Non si può più prendere. Noi dobbiamo decidere cosa vogliamo portarci di là. La cosa più che faccio fatica a comprendere è che anche nella Chiesa del Signore c'è questo. Ci sono fratelli, ci sono sorelle che vengono in chiesa, vengono a lodare il Signore, vengono a fare il culto, ma hanno degli scheletri nell'armadio. Posso dirti una cosa? Non sarai mai libera. Non sarai mai libero. E questa cosa, se te la porti fino alla fine dei tuoi giorni, forse quel giorno lo ricorderei ancora di più. Feci una predicazione molto tempo fa, la mia predicazione era non morire indebitato. Perché usai questo termine? Perché Gesù ci ha detto non abbiate nessun altro debito se non quello di amarvi l'un l'altro. Non è facile andare d'accordo, non è facile trovare a volte delle soluzioni, però dice per quanto riguarda
per quanto dipende da voi, cioè dipende da voi, vivete in pace con tutti. Cioè io cerco di mettermi in pace, perché io non so quanto tempo io vivrò su questa terra, ma prima di andarmene con il Signore, io devo risolvere questo problema. Lo devo risolvere. Guardate, io non so a chi sto predicando questa mattina. E vi dico la verità, non volevo neanche portare questo messaggio. Però lo Spirito Santo ha insistito fino a questa mattina presto di portare questo messaggio. Ma mi hanno ferito, ma hanno toccato il mio intimo, hanno toccato il mio cuore, anzi lo hanno distrutto il mio cuore, che io non sono capace. Ebbene, voglio dirti una cosa. Di uno dei personaggi avrei potuto prendere altri personaggi nella Bibbia, come Gesù, ma è il massimo. Ma voglio prenderti l'esempio di Giuseppe. Giuseppe è stato venduto dai suoi fratelli come morto. Vanno da Giacobbe e gli dicono che è morto. Giacobbe ha vissuto per anni con questo peso nel cuore di sapere che suo figlio, che lui amava, era morto. Se l'era mangiato qualche animale, perché vi ricordate che portarono le vesti di Giuseppe insanguinate. Giuseppe si trova in un'altra nazione venduta, Giuseppe passa i suoi momenti difficili, ma voglio leggervi quello che Giuseppe dice dal capitolo 50, versetto 19 al 21 e dopo dal 24 al 25. Giuseppe disse loro, ai suoi fratelli, quando si rivelò che era lui. Lui aveva la sembianza non più di un ebreo, perché non viveva in mezzo agli ebrei, non viveva più nel suo paese, nella sua nazione, lui viveva in Egitto, quindi aveva l'immagine di un egiziano. Infatti i suoi fratelli non l'avevano riconosciuto. Non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Se noi pensassimo che quando qualcosa ci accade Dio è potente da trasformarlo da male in bene, noi vivremmo la vita in maniera differente. Siete d'accordo con me o no? Ma no. Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Stiamo parlando di uno che è stato trattato non male. Questi non meritavano niente, meritavano di andare in prigione. Leggiamo il versetto 24 e 25. Giuseppe disse ai suoi fratelli, io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese, nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo, Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa. Giuseppe non ha fatto vendetta, Giuseppe non ha voluto morire con questo peso nel cuore. Giuseppe ha chiesto ai suoi fratelli di prendere le sue ossa dall'Egitto e portarlo nel suo popolo, lì. Credo che questa mattina lo Spirito Santo vuole dirci qualcosa ad ognuno di noi. Vuole parlare alle nostre vite. Ci sono cose che Dio compie nella nostra vita. Ci sono cose che Dio compie, Dio libera, Dio ci ha salvato, Dio ci ha guariti, ci ha liberati. Ci sono cose che Lui fa nella nostra vita. Ma ci sono cose che dobbiamo fare noi, che Dio chiede a noi di fare. O meglio, che Dio si aspetta che noi queste cose le facciamo. Mi state seguendo? Ok? Adesso vi faccio notare una cosa, su due versi in modo particolare. Uno si trova in Atti degli Apostoli, del capitolo 19, dal versetto 17 al versetto 19. Paolo ad Efeso. Paolo ad Efeso Dio lo usa potentemente.
Ci sono di quelle guarigioni che neanche Gesù le ha fatte. Se voi andate a leggere questo capitolo, prendevano dei pannilini, li mettevano addosso a Paolo, poi prendevano questi pannilini che aveva toccato Paolo, li mettevano sui malati e i malati guarivano. Cose straordinarie, liberazione, guarigioni. In questo posto c'erano delle persone, perché era un posto molto particolare, c'erano delle persone che facevano cartamonzia, idolatria, e quindi alcuni di loro si convertirono al Signore. Per 3 anni è stato Paolo ad Efeso a predicare l'Evangelo. Questo fatto fu risaputo da tutti, giudei e greci che abitavano ad Efeso, e tutti furono presi da timore, e il nome del Signor Gesù era esaltato. Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare che cosa avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti. E calcolato il prezzo, trovarono che era di 50.000 dramme d'argento. Voglio farvi notare 2 cose che avvengono nella vita di ogni credente. Proprio in settimana parlavo con delle sorelle che erano a casa mia e dicevo: quando Dio ti tocca, o sei trasformato o Dio non ti ha toccato proprio. Perché non puoi vivere più la stessa vita che vivevi prima. Quando Dio interviene nella vita di una persona, lo cambia, lo trasforma. Se io rubavo, non rubo più. Se ero furbo, non lo sono più. Giacobbe si incontrò con Dio, lottò con Dio, dice la scrittura, e dice che fu toccato nella commessura dell'anca e Giacobbe non camminava più come camminava prima. Vi ricordate? Questo il significato vuol dire che io non cammino più come camminavo prima, perché la mia vita è stata cambiata, è stata trasformata. Avvengono 2 cose. La prima cosa, chi è stato toccato da parte di Dio e viveva una certa vita lo testimonia e lo confessa. Questi sono usciti, hanno testimoniato e hanno confessato quello che loro facevano prima di conoscere il Signore. Mi state seguendo? Ok? La seconda cosa, questo è ciò che ha fatto Dio. Dio è intervenuto, Dio ha liberato queste persone, Dio li ha guariti, non si sentono più come erano prima e quindi stanno testimoniando di quello che è avvenuto nella loro vita, ma poi loro fanno un'azione. L'azione che loro fanno, sapete qual è? L'abbiamo letto? Loro prendono i libri e cosa fanno di quei libri? Li bruciano. E tu devi bruciare il tuo passato, lo devi bruciare. Ci sono cose che fa Dio, ma ci sono cose che devi fare tu, che devo fare io. Le devi bruciare. Quei libri non erano semplicemente dei libri, erano qualcosa che loro vivevano per quelle cose lì. Loro leggevano quelle cose lì e facevano quelle cose che erano scritte in quei libri. E loro prendono quello che per loro era importante e lo bruciano. E se tu non bruci con il tuo passato, è qualcosa che devi fare tu. Devi bruciare tutto quello che non ti appartiene più, quello che Dio ti ha liberato. Se io ricostruisco, dice Paolo, quello che Dio ha demolito, mi risulto qualcosa di incredibile. Continuo a costruire delle cose che Dio ha demolito nella mia vita. Ma io aspetto che Dio lo fa, no, Dio aspetto che tu lo fai. Dio non ha detto niente a Zaccheo. Gesù non ha detto niente a Zaccheo. Zaccheo, scendi giù perché oggi vengo ad albergare in casa tua. E Zaccheo, sapete cosa dice? 19,8 Luca. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Ma Dio non gliel'aveva chiesto, Gesù non gli aveva chiesto di dare la metà ai poveri. Aveva chiesto qualcosa? No. Gli aveva detto cosa? Gli aveva detto: oggi vengo ad albergare in casa tua.
Oggi vengo a mangiare a casa tua. Zaccheo non si aspettava nemmeno perché era piccolo di statura, era salito sul sicomoro per vedere Gesù, aveva sentito passare Gesù, ma Gesù sapeva che Zaccheo lo stava aspettando, perché Gesù sa che tu sei qui e qual è il motivo perché sei qui. L'ha saputo anche nella mia vita, perché ero lì. E gli dice: do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo. La legge allora, perché lui era un esattore delle tasse, la legge allora gli diceva che non doveva dare il quadro ma il doppio. Lui dice: io gli do 4 volte a chi ho fregato. Se ho fregato qualcuno gli do 4 volte tanto. Ma non gliel'aveva chiesto il Signore, non gliel'ha chiesto, ma è qualcosa che ha fatto lui. È qualcosa che dobbiamo fare noi. Ci sono delle cose che fa Dio e ci sono delle cose che devi fare tu. Ma nessuno te lo devi dire che lo devi fare. Lo devi sentire tu. C'è chi si sente a posto perché dice: ma sai, io comunque la mia offerta la do alla Chiesa, io do... Il Signore dei tuoi soldi non ha niente non ha a che farne. Noi non ci compriamo la salvezza. Non potremo mai comprarcela. Avete visto il filmato che vi ho mandato in settimana del pastore Gennaro che è stato in Egitto? Avete visto la città dell'immondizia? Io neanche sapevo che esisteva una cosa del genere. Gennaro ha detto che ha pianto, ha detto era sul muro là che guardava e piangeva. E camminava per le strade e vedeva la gente che in mezzo alla spazzatura, bambini, in mezzo alla spazzatura si prendevano la roba perché poi quella roba lì gli serviva per mangiare, vestire, tutta roba. E c'erano da sopra, se voi vedete, i condomini erano pieni di spazzatura. La città della spazzatura la chiamano. E noi la roba la buttiamo via. Apriamo i nostri frigoriferi e vediamo che certa roba si è persa. È scaduta oppure ha fatto la muffa. Sono convinto che se lo portassimo là si mangia anche la muffa. Ci sono cose che noi dobbiamo fare. Ora vi leggo una lettera. Spero di riuscirla a leggere. Mi è arrivata questa mattina. Io ho un mio fratello che è stato sempre un furbacchione, uno dei miei fratelli. Grazie a Dio si è convertito al Signore. Lui ha 76 anni. E il mio fratello come maschio è il più grande. Ha l'Alzheimer da 2 anni. Io l'ho visto 2 anni fa. Si ricordava e non si ricordava quando sono andato da lui. Oggi mi hanno mandato le foto, irriconoscibile. Adesso io vi leggo una lettera non di mio fratello, questa non è di mio fratello, ma è di un fratello che a 48 anni è stato colpito da Alzheimer. Con 2 figli, la moglie. Lui ha scritto questa lettera, mi è arrivata questa mattina. Carissimi miei, vi scrivo questa lettera adesso finché i pensieri sono ancora chiari e le parole riescono a tradurre ciò che ho nel cuore. So che stiamo per incamminarci lungo un sentiero buio e faticoso, ma voglio ricordarvi che fin da ora che non siamo soli. La mia mente comincerà a smarrirsi, ma la mia anima resta ben salda nelle mani di Dio. E la nostra speranza va ben oltre la fragilità di questo corpo. Quando mi vedrete confuso, quando farò fatica a trovarvi con gli occhi o a pronunciare i vostri nomi, non vi sconfortate. La malattia può annebbiare i miei ricordi e la mia memoria terrena, ma non potrà mai cancellare l'amore che ci lega, nella presenza del Signore che mi custodisce.
In quei momenti di smarrimento vi chiedo solo di pregare con me e per me e di stringermi la mano. Nel calore del vostro affetto sentirò la carezza di Dio. A te, mia cara, che ti farai carico della mia quotidianità con immensa fatica, nei momenti di sconforto e di stanchezza. Rifugiati nella preghiera. Non ti sentire mai solo e abbandonata, perché la grazia di Dio si manifesta proprio nella tua pazienza e nel tuo amore incondizionato. E a voi tutti dico, non guardate a questo mio lento decadere con disperazione. Noi crediamo in una promessa più grande. Questa vita è solo un passaggio, un pellegrinaggio. Quando il mio cammino qui sarà finito e questa nebbia si dissolverà per sempre, ci attende una vita gloriosa, dove non ci saranno più lacrime o dolore o dimenticanza, ma solo la gioia piena della presenza di Dio. Lì vi aspetterò, riabbracciandovi con la mente finalmente sgombera e il cuore pieno di luce. Guardiamo a questo tempo con fede, affidando ogni cosa al Signore. Vi benedico e vi amo con tutto l'amore che Dio mi ha dato per voi, oggi e per sempre. Vostro in Cristo, marito e papà. C'è un tempo per ogni cosa, ma la vita non ci appartiene. Il tempo non ci appartiene, non lo sappiamo, ma viviamo come se dovessimo vivere e questo va anche bene. Dio ci dice, non ho voluto prendere la parabola dell'uomo ricco, perché su quella parabola io sono nato di nuovo. Su quella parabola io poi ho ridato il mio cuore al Signore, perché chi conosce la mia testimonianza sa bene che il mio Dio era il pallone. Io mi ero fatto dei programmi di vita, del calcio, e mi trovai proprio in quella sera in chiesa dove il pastore stava predicando proprio su questo argomento. Io dirò all'anima mia, anima mia, mangi, bevi e godi, hai molti granai dove puoi mettere i tuoi beni. Ho tanti beni, farò ancora altri granai dove mettere dentro. E Dio gli disse stolto, questa stessa notte tu mi darai conto dell'anima tua. E la tua anima ti sarà ridomandata. E quello che tu hai fatto, chi lo possiederà? Chi lo possiederà? Io vorrei, perché non so se sono riuscito a predicare quello che il Signore ha messo nel mio cuore, se sono stato capace, però confido nello Spirito Santo. Ci sono delle cose che Dio compie nella nostra vita, ci sono delle cose che dobbiamo farle noi. Se no ce le porteremo fino alla fine dei nostri giorni e forse non abbiamo nemmeno il tempo di pensarlo, perché è un attimo, è un batter ciglio, ci sei, non ci sei più, all'improvviso. Forse qualcuno sa di quello che sto parlando, perché c'è passato per quella sala intensiva, è arrivato lì, all'improvviso, si poteva trovare davanti alla presenza di Dio. E che ne sarà di te? Cerchiamo di vivere in pace con quelli che sono con noi, cerchiamo di amare, cerchiamo di dare, e quando saremo ci porteremo qualcosa e sapremo che abbiamo fatto la volontà di Dio. E quando chiudiamo questi occhi qualcuno potrà dire, non era uno che predicava, ma era uno che
faceva. Sono tutti bravi a predicare. Sono tutti bravi a dire fai quello che ti dico io, ma non fare quello che faccio io. Paolo dice siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Come io lo sono di Cristo. E allora abbiamo bisogno. Io non so voi, ma io esamino la mia vita e voglio dirvi che so ancora quanto Dio deve fare nella mia vita. Deve lavorare ancora nella mia vita. Io non voglio avere debiti con nessuno, spiritualmente parlando. Io voglio andarmene da questo posto. Qualcuno mi aveva detto proprio ieri, dice, sai, a volte noi predichiamo, era un pastore, un amico, magari non sappiamo nemmeno che è l'ultima predicazione che abbiamo fatto. Io non lo so, ma Paolo dice quando ero fanciullo ragionavo da fanciullo, poi sono diventato vecchio, adulto e ragiono. Quindi sulla nostra vita, io non so, adesso nei miei 67 anni, ovviamente prima non ci pensavo nemmeno a tante cose. Adesso inizio a pensare che il più della mia vita l'ho vissuto. Molto della mia vita. E non so, però io voglio prepararmi e voglio togliere dalla mia vita. Questa mattina questa è la mia preghiera, non so la tua, ma la mia preghiera è proprio questo. Padre, dammi un cuore puro. Non ci eravamo messi d'accordo con Eleonora, non gli ho detto, Eleonora, scegli questo cantico. Padre, dammi un cuore puro. Il Signore libera, ma ci sono cose che dobbiamo bruciare noi nella nostra vita. Alziamoci, per favore. Io non ti chiamo a fare nulla questa mattina, non ti chiamo di venire qui davanti, non ti chiamo perché voglio proprio lasciare la libertà allo Spirito Santo. Però qui è aperto, libero. Se c'è qualcuno che desidera dire, Pastore prega per me, Gianni prega per me, fratelli venite a pregare per me perché ci sono delle cose che io non riesco a perdonare. Ci sono delle cose, ho bisogno che pregate per me, pregate insieme con me. Sì. Ci sono delle cose che magari tu non riesci da solo. Ci sono delle cose che, come quei libri, che devono essere bruciati. Ci sono delle cose scritte nel tuo cuore che devono essere bruciate. Che forse magari tu non ce la fai, ma è normale perché siamo umani, perché siamo fragili, perché siamo polvere, perché siamo niente. E a volte il mio orgoglio, il mio io, mi tiene così forte, indurito. Però io questa mattina credo che questa preghiera viene dal cuore di Dio, nella nostra vita. E il Signore vuole che tu perdoni chi ti ha fatto del male, o chi ti sta facendo del male. Sii come Giuseppe. Dio la maledizione la trasforma in benedizione nella tua vita. Mentre cantiamo il canto, se vuoi venire qui davanti, vieni, se no resta lì dove sei. Ma analizziamo la nostra vita davanti al Signore, lasciamo questo luogo affinché lo Spirito Santo abbia parlato al nostro cuore e che possiamo tornare a casa e dire allo Spirito Santo di continuare a parlare alla nostra vita. Mentre i fratelli cantano un canto, vogliamo chiudere i nostri occhi, chiedere al Signore, allo Spirito Santo.
tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e di tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo,
benediciamo ancora in questo giorno, ti lodiamo ancora in questo giorno, ti ringraziamo per ogni giorno di vita che tu ci dai, Signore. Padre, come dice la tua scrittura, insegnaci a contare i nostri giorni. Signore, tante volte diamo tutto per scontato, ma noi non sappiamo quando la nostra vita finirà. Ti ringraziamo per ogni giorno di vita che ci hai dato e che ci darai ancora, Signore. Ti ringraziamo per le nostre case, per le nostre famiglie, per ogni bene e ogni benignità che tu hai riversato sulle nostre vite, Signore. E ti vogliamo benedire e lodare ancora, Signore. Grazie ancora per come hai voluto ricordarci questo, Signore. Che tutto passa, che tutto ha un tempo, che c'è un tempo per costruire, c'è un tempo per distruggere, c'è un tempo per amare, c'è un tempo per odiare, c'è un tempo per ogni cosa. Tu ce l'hai ricordato ancora oggi, Signore. Fa che nei nostri cuori ci sia un sentimento di amore, Signore, e anche dove non riusciamo, Signore, aiutaci a perdonare coloro che magari ci hanno ferito. Signore, togli ogni peso, vogliamo essere liberi, Signore, in Te, perché un giorno saremo alla Tua presenza, Signore. Vogliamo portare con noi solo, Signore, le vite dei nostri cari, vogliamo consegnarli a Te, vogliamo portarli davanti al Tuo trono per far sì che anche loro possano avere vite trasformate. Signore, ti ringraziamo ancora per quello che hai voluto dirci. Ti ringraziamo per questo giorno. Oggi allora ti chiediamo di riaccompagnarci alle nostre case, Signore, e trasforma ancora i nostri cuori, perché questo è il nostro desiderio. Ti ringraziamo e ti chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica a tutti. Amen.